Corrispondente di guerra, bancario, geologo, minerario, sportivo, petroliere o flautista? Quale che sia la sua occupazione, signore, lei non può fare a meno di questo mini condizionatore d'aria portatile elettroautonomo. Ah, niente di convenzionale, di antiquato, niente giunture, saldature, tubolature. Niente. Solo questo. All'interno una capsula idroazionata idrocompressa le permette di condizionare ogni clima. Nell'auto, nella barca, nel velivolo, nel treno, nella stanza da letto, nel boudoir, nel couloir e perfino nell'armoire, dove vuole, insomma. E in safari? Semplicissimo. Gira questo e questo. All'interno i deflettori deflettono, i compressori comprimono, gli espansori espandono, i filtranti filtrano, gli otturatori otturano, gli iniettori iniettano e la temperatura intorno a lei tentenna, slitta, scivola, cade, crolla, precipita. Qui dentro, mi creda, ogni pezzo vale oro. Mi scusi un istante, sono subito da lei. Buongiorno. No, adesso no, tesoro mio, ho gente. Sì, ingegnere, grazie, ingegnere. Ti chiamo dopo, Ciao. Ma che ha fatto? Mamma mia, è tutto a pezzi. L'ha aperto. Certo che l'ho aperto. Io a scatola chiusa compro solo Arrigoni. Ed ora vi vogliamo spiegare perché il tonno Arrigoni è il più caro. Prima di tutto usiamo solo la qualità Yellowfin e lo cuociamo come si fa per il pesce al cartoccio, aggiungendovi un po' di sale e il nostro olio d'oliva. Così diventa tenero, friabile, digeribile. Vediamo. Il tonno Arrigoni è così gustoso, così digeribile, specialmente se gli togliete la scatola.